complimenti! Sì, vabbè, proprio ennesimo, perché ormai bisogna dirlo, se laurea proprio tutti, Certo, ma per forza ormai c'è la biennale, c'è la triennale, ci si laurea online, si discute la tesi su Zoom dal divano di casa. Diciamolo con rispetto parlando, è un po' più facile, una volta. Innanzitutto almeno l'80% dei studenti già era fuori corso. E poi diciamolo che per molti l'università si trasforma veramente in un incubo. No, quello è Giorgio. No, speriamo non mi abbia visto. No, se non mi imbarca su coi soliti discorsi. Intanto la prima cosa che mi chiede è: ma ti sei laureato? E cosa gli dico io? Dopo fai la solita figura del deficiente che deve ancora capire cosa vuol fare nella vita. Ecco, ormai mi ha visto, è fatta. Uela, ciao! Ciao Vecchio, come sia? Ciao Vecchio, come sia? Cioè abbiamo fatto una statistica, il 97% delle volte che incontri qualcuno dalle nostre parti ti dice ciao Vecchio, come sia? I nomi sono aboliti. Bisogna essere proprio amici, allora ti saluto, dico ciao Viviana, ciao Giacomo, ciao! E se no i nomi non si ricorda mai nessuno. Io conosco gente che va avanti da anni a salutarsi con tutta una serie di sostitutivi tipo ciao Vecchio! Carissimo! Io qua! Dai! Forti! Classe! Mister! Bella vita! Oi! Perché i nomi non se li ricorda mai nessuno. Ciao. Allora torniamo indietro, da capo. Uela, ciao! Ciao Vecchio, come sia? E qui ci fermiamo un'altra volta perché siamo di fronte a un grande interrogativo che è cosa risponderà al come sea. Ora, le varianti sono Così, solito, insomma, mica tanto ben, e assemo perdere, e ti, ben, abbastanza ben, beno, fantastico, e da Dio! Sì, ma non è mica così facile adoperarli, Usi un così al posto di un abbastanza bene. Basta, sei fregato, poi le voci girano. Volete un esempio? Esempio numero 1. Uela, ciao! Ciao Vecchio, come sia? Beh! E che trova Carlo per strada? Cioè, è che va sempre bene io, no? Cioè, mi dico, o ti sei un deficiente o non ti rendi conto di come che vai a vita, no? Volete un altro esempio? Esempio numero 2. Uela, ciao! Ciao Vecchio, come sia? Insomma... Oh, che trova Carlo per strada? E mega tira sudore, de miserie, de malinconie. Oh, è che va sempre male. Il porta una nera. Volete andare sul sicuro? Esempio numero 3. Uela, ciao! Ciao Vecchio, come sia? E ti? Così gli tocca rispondere prima a lui e tu ti regoli di conseguenza. Io benissimo. Ah, bene. Benissimo. Ma stavo proprio pensando proprio poco fa. E ho detto, ma fatalità, sintonia. Ho detto, ma fatalità, ma Carlo, ma si sarà laureato, sì o no? Non ti di altro a pensarti. Stamattina ti laureato o no? Cosa che dico adesso? Ciappatempo, Carlo, ciappatempo. E tu? Io ancora nel 97. Nel 97? E dopo non ho vinto che il master a New York. No. No, non ho vinto. No. Dopo tutta una serie di robe che non ho fatto. Che non hai fatto. No, non mi sono sposato. No, mi sono sposato. Ecco. Comunque ho detto, ma senti, ma Carlo, ma quando ti sei laureato? Quando? Che ha avuto? 3 anni fa. E con chi? E con chi? Col professor Lavino. Professor Lavino. Ma mai sentito? Ma chi è? No, è un professore che è stato qui per poco tempo, perché poi si è ammalato ed è morto. Ma i papiri in giro non li hai attaccati? Perché nessuno ha No, visto sai, niente. mi ero molto attaccato a questo docente e siccome si sapeva che di lì a poco sarebbe mancato, allora non mi è sembrato delicato nei suoi confronti. Guarda, hai fatto benissimo, ho capito. Senti, ma in che cosa ti sei laureato? In che cosa? Catiti ha ragione, in che cosa? No, è che adesso sai, non vorrei annoiarti parlandoti della mia tesi, che è su un poeta. Oh, non facevi lingue? Un poeta inglese. Fantastico, e chi è? E chi è? Ora sei proprio deficiente, non mi sono laureato! Però aspetta, che abbiamo un sacco di cose da dirti! Parti da prima. Torniamo indietro così da facciamo capo. slancio, ok? A salutarsi con tutta una serie di sostitutivi tipo ciao Vecchio! Dai. Adio qua! Forti! Carissimo! Bella vita! Classe! Mister, via, rifacciamo. Così, insolito. Insolito. Oh, go trova Carlo per strada.
Cioè, è che va sempre bene io. Se mi dico, oh ma non ti rendi conto di come che vai a vita, o ti sono deficiente. Fantastico, e chi è? Ma non facevi lingua? Ah, facevi lingue.